Ecco, siamo con la poetessa Giovanna Fileccia che viene da Terrasini, è presente a questo raduno poetico Isola di Favignana, anche se siamo a rilievo, però voglio fare vedere a tutti quelli che ci ascoltano che Favignana praticamente è come se si agguantasse con le mani. Ecco, vedetela qui di fronte a noi, un panorama bellissimo. Ma andiamo a noi, Giovanna. Stai partecipando a questo raduno, che opera presenterai? Una poesia in siciliano, anch'io, un dialetto siciliano, dal titolo Tramonto Spiranzoso, che insomma è nel mio primo libro, Sillabe nel vento. Ce la vuoi recitare? La sai a memoria? Ecco, magari facciamo un pochino, la facciamo ascoltare a tutti quelli che poi ascolteranno questo video. Allora la dedico a tutti voi. Tramonto Spiranzoso, sto solo in mezzo mare, che si vede con oscura, è come un taglio di cutetto che non s'ha mai sanato. Si vede per un minuto e poi l'agghiotto mare, ma resta un talupetto perché vuole rammentare che chi sta è terra di dolori, di scirocco che anche li porti, di bocchi sigillati e palori mali ritti, e terra rimilinciane e pommaroro sicco, da ricchi attuppati, occhi camoluti, capello troppo chianto, parino caruti. Sto sole di tramonto che ammalia anima e sangue, scompare intanente, in tuo mare immacolato, un taglio mai incudato che non si può scordare, ma resta qua, un talupetto, sto bramuso sfuggimento di cori speranzoso. Bellissima, complimenti, bellissima, è davvero una pennellata, descrive così con parole molto semplici e con il nostro dialetto siciliano la nostra terra. Ricordo che Giovanna Fileccia cura una rubrica di libri, ce ne vuoi parlare? Sì, è una rubrica che ho ideato durante il periodo di quarantena, perché era un periodo molto triste per me, non sapevo come uscirne, mi sono inventata questa rubrica giornaliera. Ti racconto un libro a cura di Giovanna Fileccia. Ogni giorno alle 14 pubblicavo un video dove parlavo per brevissimamente in 2-3 minuti di un libro classico oppure di un autore contemporaneo, ma in ogni caso che fosse un libro che mi aveva arricchita dal punto di vista personale e anche artistico. E quindi Dove possono trovare questa rubrica le persone che magari sono interessate? allora, la potete trovare sia sul mio canale YouTube che sulla mia pagina Facebook, su Radio Amica, che Radio Amica le sta riproponendo tutte le puntate, e prossimamente anche a TVBN, perché già nella versione precedente di TVBN già erano presenti e adesso saranno di nuovo presenti, grazie a te Nino Barone. Grazie Giovanna Fileccia.